Le temperature torride di questi giorni non hanno inciso sino ad ora sulla situazione idrica, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura, ma non è sempre così. Per questo i consorzi di bonifica lavorano costantemente per migliorare la rete idrica. La situazione nel Trevigiano con Davide Calimani. L'agricoltura diventa più moderna e si adegua ai tempi e ai consumi, per cui passiamo da un sistema a scorrimento a un sistema di irrigazione a pioggia che consente un risparmio del 50% dell'acqua. L'estate in corso, soprattutto nelle ultime settimane, non ha certo fatto mancare le precipitazioni, a giovarne in particolare l'agricoltura. La pioggia ha portato notevoli benefici, oltre che risparmi. Non è sempre così. La siccità è cosa nota a chi lavora tra i campi, per questo i consorzi di bonifica continuano a migliorare la rete. Dalle canalette che trasportano l'acqua, dove possibile, si passa alla distribuzione idrica a pressione attraverso alcune tubature. Vi è meno dispersione e l'acqua arriva in modo mirato. Innanzitutto comporta un'agricoltura più moderna, un'agricoltura più efficace, un'agricoltura che risponde meglio alle esigenze del mercato e questo credo sia importante. Ma la cosa che a noi interessa di più è soprattutto il risparmio idrico. Per i momenti come questi è importantissimo risparmiare l'acqua. Quest'anno, al di là di questo nuovo meccanismo, come sta andando la stagione dal punto di vista idrica? È una stagione che sicuramente dal punto di vista idrico è positiva, perché praticamente fino a 15 giorni fa ha quasi sempre piovuto, per cui non c'è stata necessità di avere irrigazione. Ormai le colture sono arrivate quasi al termine, si sta iniziando anche alcune raccolte, per cui la stagione va sicuramente a buon fine, però non tutte le stagioni sono come quest'anno.